fa Ruzzante qua? I fratelli Ruzzante. Bene, buongiorno a tutti, un saluto e un augurio di buona continuazione per questo 2024 che qui a Venezia e in Veneto è giustamente dedicato a Marco Polo, di cui proprio ieri si è celebrato il 700° anniversario della morte avvenuta appunto in questa città l'8 gennaio 1324. Con l'evento odierno noi inauguriamo nei fatti una riflessione che si svilupperà lungo l'intero anno e che vedrà protagonisti e momenti importanti non solo qui a Venezia ma anche lungo la via della seta dall'Uzbekistan fino alla Cina e in Mongolia, la terra natale del Kublai Khan, imperatore che accolse nell'attuale Pechino il Polo e che vide in Marco Polo un interlocutore di assoluta fiducia, cui affidare compiti anche di estrema delicatezza e con il quale avviare un dialogo profondo che si dipanò nel corso di oltre 2 decenni. Abbiamo molta storia da imparare appunto e quest'anno dovremo secondo me utilizzarlo per questo motivo. Io ringrazio Francesco Iori di essere qui con noi oggi per presentarci la sua ultima fatica, questo volume Marco Polo, la vita di un viaggio, un testo di straordinaria importanza perché innanzitutto ha una vocazione divulgativa ineccepibile. Grazie a questa sua anima che segna tutte le pagine del volume, Iore contestualizza la vicenda dei Polo, permettendo così anche a chi ha appunto poche e confuse nozioni sul Medioevo di avere dei punti di riferimento senza i quali l'epopea di Marco Polo rischia di rimanere per di più nel limbo dei grandi miti, quando invece è un capitolo meraviglioso di storia, una storia che, come si vede appunto leggendo le pagine di Iori, ha ancora molto da dire a noi contemporanei. E a maggior ragione oggi, quando non diversamente dalla seconda metà del 200 si stanno riorganizzando a livello internazionale nuove potenze geopolitiche, economiche, ridefinendo così non solo modelli produttivi ed economici, ma anche equilibri sociali, politici, culturali ed economici. Marco Polo è un protagonista del tramonto del Medioevo, quando un antico mondo andava scomparendo per lasciare spazio alla rivoluzione che vede il proprio motore nelle città grazie ai mercanti, artigiani, maestri di bottega, notai, avvocati, medici, scrivani, artisti e anche banchieri. L'aria delle città rende liberi, affermava nel Medioevo un proverbio tedesco ripreso poi anche da Marx. Ed effettivamente i contadini che arrivavano in città spesso lo facevano per ricominciare un'esistenza libera dagli obblighi o dai vincoli del servaggio o del vassallaggio, cui dovevano sottostare nelle campagne dominate dalle signorie feudali. Le città, pensiamo ai comuni dell'Italia settentrionale, saranno il motore della rivoluzione e i Polo sono simboli perfetti, se non anche degli antesignani per molti aspetti di quella svolta. Giustamente c'è chi ha stabilito un nesso tra Dante Alighieri e Marco Polo, i loro 2 viaggi. Pensiamo al saggio tra il cielo e la terra di Giuseppe Mussardo, che insegna fisica teorica alla Scuola Superiore di Studi Avanzati di Trieste, e Gaspari Polizzi, filosofo, docente di pedagogia generale e sociale all'Università di Pisa. I 2 studiosi vedono la Divina Commedia e il Milione come 2 facce della stessa medaglia, espressioni mirabili di un secolo nuovo, il 300, che si confronta con l'ignoto, che sia il mondo ultraterreno dantesco o l'Oriente allora non del tutto conosciuto in Europa. Tesi affascinanti che peraltro ha il merito di riportarci a una riflessione a cui con garbo, senza calcar troppo la mano, anche Francesco Iori nel suo testo ci porta a fare sul ruolo delle Venezie e del Veneto in quel momento di svolta epocale dell'Europa. Sapete bene delle leggende che parlano dell'incontro fra Dante Alighieri e Marco Polo. C'è chi parla di Verona, chi a Venezia, ma al di là che non abbiamo prove, perciò appunto resta il fatto che Dante è a Venezia e in Veneto e a Verona agli inizi del 300.
come troveremo a Venezia anche nei Colli Euganei. Francesco Petrarca è il primo grande intellettuale di dimensione europea che apre la strada all'umanesimo, come avevamo già trovato a Padova il grande Giotto e come vedremo sempre a Padova nell'anno della morte di Marco Polo, il 1324, la pubblicazione del Defensor Pacis, difensore della pace, scritto dal padovano Marsilio Mainardi, che pone al centro della sua riflessione il concetto di pace, intesa come base indispensabile dello Stato e come condizione essenziale dell'attività umana. Un'opera laica, chiara, priva di retorica modernissima, secondo me, che non ha perso di attualità e che parla di quella necessità di uno Stato che si basa sul diritto. Il Veneto di cui Marco Polo e a cui Marco Polo ritorna è un motore della storia e i Polo non commettono l'errore di guardare al mondo, come purtroppo noi stessi facciamo troppe volte oggi, con una mentalità europacentrica. Non si sentono superiori davanti a culture millenarie, a modi di vivere così diversi dai loro. Casomai sono pronti a conoscere, imparare, scoprire e studiare con rara intelligenza e umiltà. I Polo non avevano in tasca la verità. Di sicuro casomai avevano quei celeberrimi Siques Kei de Mona, utilissimi e spendibilissimi alla bisogna. Non avevano la presunzione e l'alterigia di chi crede di saper tutto. Sapevano di non sapere, ma erano affamati di conoscenza, curiosi ma anche discreti e sapevano cioè tacere. Nel decennio scorso ho avuto la fortuna di collaborare con la realizzazione di un'opera, una collana di volumi, Itinera Orientalia, inaugurata con il primo tomo Ad Orientis, viaggiatori veneti lungo le vie d'Oriente, i cui docenti dell'Università di Ca' Foscari, guidati da professor Giovanni Pedrini e poi da Giampiero Bellingeri, nonché da eminenti studiosi internazionali, invitavano a guardare oltre l'orizzonte dei domini della Serenissima Repubblica, attraverso testimonianze, relazioni di viaggio, rappresentazioni cartografiche, perché a partire da Marco Polo la nuova frontiera del racconto del viaggio sempre più affrontava la necessità di ridimensionare l'idea favolosa dell'esotico in cui l'auge del passato e il bisogno più moderno di rendere credibile ciò che ha raccontato. Ecco allora la necessità di riportare alla luce documenti e testimonianze di coloro che sono stati lungo lo scorrere dei secoli protagonisti, messaggeri, testimoni della civiltà veneta, nella convinzione che ciò giova anche nella contemporaneità. Sulla base di questa preziosa eredità culturale possiamo infatti comprendere quanto la ricca produzione di materiali odeoporici abbiano contribuiti a creare le basi per la formulazione di una nuova e diversa immagine del mondo. E oggi abbiamo bisogno di recuperare quella dimensione, capire il mondo che cambia, comprendere dunque quale sia il nostro ruolo domani. Per questo vi invito a leggere e rileggere anche la parte finale del lavoro di Francesco Iori, che parla delle nuove vie della seta, dei nuovi equilibri, per non dire nulla appunto di quella affascinantissima pagina che il nostro inviato speciale nella storia, appunto Francesco Iori, dedica alle città invisibili e al dialogo che Italo Calvino sviluppa nel rapporto immaginato tra Marco Polo e Kublai Khan. Concludo scusandomi se sono stato prolisso, ma l'anno dedicato a Marco Polo non è solo l'anno che Venezia e il Veneto dedica al suo grande concittadino, ma è un momento di riflessione per tutti i veneti. E mi piace così concludere notando come il racconto del Milione, Marco Polo apre una strada nuova alla storia, alle Odeoporica, una strada che un secolo dopo si arricchirà di un altro capitolo, e Iori non a caso ne fa sapiente cenno nel suo libro, quella di Pietro Querini, e del primo racconto di un europeo giunto al di là del circolo polare artico nelle isole Lofoten del Nordland. Lo stesso Nordland che si appresta ad ospitare quest'anno a Bodo la capitale europea della cultura. 100 anni dopo, Querini, a 198 anni dalla morte di Marco Polo, sarà un altro veneto, Pigafetta, a raccontare la prima circumnavigazione del globo che conclude l'epoca,
o almeno la prima fase delle grandi scoperte geografiche che hanno mutato il corso della storia. E non a caso, se il Veneto, se la madrepatria di questi grandi esploratori che non parlano solo del nostro passato, ma ci indicano casomai le strade del futuro. Grazie ancora per l'attenzione e lascio la conduzione al collega Sandonà, non prima in cui il capo ufficio stampa Franzina ci mostra, mi pare, una slide interessante. Mi sbaglio? Puoi proiettarmi la slide? No, perché a proposito di visioni, ciao Chico, a proposito di visioni, questa che vediamo ai lati è del 1370, è una miniatura che accompagna un'edizione francese del Milione di Marco Polo, Libro delle Meraviglie. La cosa interessantissima, dopo quando è finito potete anche venirla a vedere da vicino, è il punto di partenza è Venezia, no? Ed è Venezia anche come la vediamo noi adesso. Ci sono le 2 colonne del bacino e anche i 4 cavalli di San Marco. Le 2 colonne, qua dentro la basilica che sono i 4 cavalli. Allora, non dico che il miniaturista abbia visto Venezia, ma chi ha dato le indicazioni al miniaturista aveva bene in mente cos'era Venezia. E qui noi vediamo veramente quello che stava dicendo prima il Presidente, il passaggio del racconto tra la storia e la nostra contemporaneità. E lo stesso accade con il libro di Marco Polo, che parla di una storia, parte da qua, questa è proprio la partenza dei Polo per il loro viaggio, però racconta il nostro presente. Quindi lascerei intanto la parola a Luciano Sandonà, dopo farò io qualche domanda a Francesco. Prego. Grazie, buongiorno a tutti. Dopo l'introduzione fatta dal Presidente Ciambetti non c'è molto da aggiungere. Io voglio salutare il professor Burgio, Gianni Burgio, che è qui con noi oggi, che è il responsabile, il presidente del comitato per le celebrazioni dell'anno di Marco Polo, che è un comitato che è stato creato dall'Università di Venezia assieme al Comune di Venezia. C'è anche la Regione Veneto, ci sono vari enti e enti anche pubblici del Veneto e di Venezia in special modo, che collaborano e sono all'interno del comitato, che ha un ricchissimo programma per quest'anno di celebrazioni, insomma, non solo per quest'anno ma anche per i 2 anni a divenire. E poi saluto anche l'assessore del Comune di Venezia Paola Mar, che è presente qui con noi, e tutti i presenti. Io ringrazio Francesco Iori, ho letto il libro di Iori sulla vita di Marco Polo, e devo dire che l'ho trovato molto interessante, un libro che spero avrà molta diffusione, perché innanzitutto è in distribuzione assieme ai quotidiani, diciamo, ex Finegil, quindi i quotidiani locali del Veneto, e quindi invito le persone ad acquistare questo libro e a leggerlo, perché si ha un'idea innanzitutto compiuta del viaggio di Marco Polo, che è, diciamo, un po' condensato, e sono riportate alcune delle notizie o alcuni fatti molto interessanti della vita di Marco Polo, e magari poi sviscereremo assieme all'autore. Ma poi soprattutto si snoda in maniera molto interessante nel periodo storico che è vissuto da questo grandissimo veneziano, nella rivalità che c'era all'epoca fra Venezia e Genova, che era una rivalità molto accesa dal punto di vista mercantile e non solo, e quindi ci dà uno spaccato dell'epoca che è interessante e ci serve per inquadrare benissimo quello che è stato il viaggio di Marco Polo, che non è stato il primo viaggio, come scrive giustamente anche Francesco Iori, nell'estremo oriente. Ce ne sono stati altri e sono stati anche descritti in alcuni resoconti, ma poi quello che è stato il Milione, il libro dettato a Marco Polo, a Rustichello da Pisa, è stato
il vero best seller, diciamo, del 1300 al 1400 degli anni successivi. È stato ricopiato in tantissime edizioni, tradotto in tantissime lingue, e quindi io volevo concludere così. Quest'anno è importante, noi in Consiglio regionale siamo lieti, diciamo, di fare un'apertura di questo genere, perché Marco Polo è una figura iconica, importante e di riferimento per quel che è stato non solo un viaggiatore veneziano, ma è una persona conosciuta in tutto il mondo, non solo nell'estremo oriente. L'abbiamo visto in questi mesi parlando con tantissime persone, diciamo, dei paesi attraversati a Marco Polo, dall'Uzbekistan, Mongolia alla Cina. È una persona che è conosciutissima e che è una figura e un punto di riferimento non solo per ciò che ha raccontato, ma anche per ciò che ha rappresentato. Cioè, lo possiamo definire tranquillamente il primo ambasciatore, colui che si è inventato quasi la figura dell'ambasciatore in un'epoca, insomma, dove erano scarsissimi collegamenti. C'erano questi racconti, venivano portati magari dalle persone di fede che si spingevano più in là, viaggiavano, eccetera, ma realmente Marco Polo con questo racconto ci dà uno spaccato dell'epoca e innova e pone una figura che è veramente una figura nuova. E io credo che questo è un punto di riferimento per noi anche deve essere un punto di riferimento per noi anche nel 2024, perché veramente è una persona che va degnamente celebrata, come quest'anno sarà celebrata anche con tutta una serie di celebrazioni. Ricordo poi all'interno di questo programma redatto dal professor Burgio c'è anche un viaggio in bicicletta che parte da Venezia il 25 di aprile, quindi andrà fino a Pechino. E quindi insomma questa è una delle novità, diciamo, di tutte le celebrazioni. Va celebrato e non solo, va portato avanti come una figura che è realmente importante per Venezia, per il Veneto, ma anche per l'Italia. Grazie Iori. Giustamente è stato fatto notare che le iniziative saranno molte, alcune sono anche sponsorizzate dal Consiglio regionale, patrocinate dal Consiglio regionale. Lo dico perché vedo qua anche in prima fila Fabrizio Comezzini, che ci aveva sollecitato la traduzione in uzbeko del milione di Marco Polo, e così aggiungeremo un'altra traduzione alle pur tanti esistenti. Allora, un inviato speciale nella storia che va a intervistarmi Marco Polo o a raccontarci Marco Polo. Perché affascino questo uomo a 700 e non gli altri che sono andati prima di lui, dopo di lui? Affascino un po' perché le fake news non sono un patrimonio di oggi, ma sono sempre state, e quindi l'unica fortuna di Marco Polo è che non c'erano i giornalisti, perché sennò è finito maciullato, triturato, buttato da un talk show a un altro. E nei social la serie sta. No, però è passato nell'immaginario collettivo come un individuo in effetti eccezionale, perché se ci pensiamo, no, siamo alla fine del 200, uno si mette due vetto, vado in Cina e porca miseria, cioè non c'è Google Maps, non c'è traduttore, non c'è Atlan, non c'è niente e parte. Però ecco, siccome il giornalista, come lo vedo io, dovrebbe partire da non accettare il fatto compiuto, ma andare oltre, mi ha incuriosito e la cosa che più mi ha colpito è che non è affatto una figura isolata, perché come diceva Luciano, già da decenni c'era un giro tra Occidente e Oriente, anzi, che dico da secoli, quella che poi solo nell'Ottocento verrà chiamata Via della Seta, funzionava già nel secondo secolo a.C. e i patrizi romani amavano vestirsi di seta che veniva dalla Cina, provocando le ire di Catone e Censora, che era un rompiballe micidiale, ma che li contestava, li attaccava per questo lusso. Ecco, lì però nel 200, come accennava anche il presidente Ciambetti prima, c'è un doppio binario di contatti. Uno è i mercanti, soprattutto genovesi e veneziani, e l'altro è invece religioso.
Cioè il Papa, incuriosito da questo impero mongolo che era diventato il più grande impero della storia dell'epoca, incarica domenicani e francescani di missioni che naturalmente con l'idea di convertire i cinesi, fallite completamente, casomai Kublai Khan che ci ha convertito gli altri, tradotto in cinese veneto. Però sono molto preziosi questi viaggi perché cominciano a fornire materiali. Quindi ecco che il Marco Polo, però, inquadrato in questo contesto, assume ancora più rilievo. Primo perché, come ha accennato Luciano, quando arriva lì non è solo un mercante, l'imperatore lo becca subito e lo nomina suo incaricato di raccontargli il suo impero per 17 anni, pensate, uno straniero, agevolato anche da fatto personalità straordinaria, Marco Polo, dalla sua capacità di cogliere la realtà, ma anche durante il viaggio, il lungo viaggio, aveva imparato 4 lingue, quindi tanto di cappello, perché dobbiamo dire, prima di Marco, il papà Niccolò e lo zio Mafio sono loro i primi che hanno aperto la strada, quindi tanto di merito a loro. Però lui ci mette di suo questa funzione assolutamente originale, per cui passerà veramente nella storia e scriverà il milione non solo sul viaggio, ma anzi soprattutto su questa realtà all'epoca completamente astratta. Esatto, tra parentesi, giustamente Francesco Iori ci ricorda che da un lato la tradizione romano-greca, perché anche Alessandro il Magno era arrivato ai confini dell'Oriente, cattolica perché la madre di Kublai Khan era una cattolica cristiana nestoriana, quindi aveva avuto contatti con la realtà cattolica. I Polo sono latori di un messaggio al pontefice, il pontefice che muore e non riceve il messaggio, storia bellissima anche di coincidenze incredibili che si verificano durante il viaggio, però resta un dato di fatto, questo è un mercante, cioè non sono eserciti a riaprire le strade, come non erano stati eserciti a tenerle aperte per il mercato della seta in epoca romana. Qua ci sono mercanti e, come accennava prima il presidente Zambetti, è il nuovo mondo, che è il nuovo mondo dato dalle arti e dalle professioni, che mentre, ecco, Luciano parlava prima della lotta tra Genova e Venezia per il predominio non solo militare, ma culturale ed economico in Italia, mentre c'è chi si faceva la guerra, c'è chi andava a cercare di fare i soldi. Quando i Polo tornano a casa, la leggenda vuole dicono, chi sia, e cosa rispondono? Se qua i paroni. Cioè, noi stati via 20 anni, no? Torna e citofono dell'epoca, chi sei? I paroni. E visto che lui chiedeva i versi e comincia a mettere pietre preziose e oro, allora sì, paroni si altri. Adesso non so se sia andata esattamente così, però dà l'idea effettiva di cos'era Venezia in quel momento, ma di cos'era anche l'Europa in quel momento, di come si stava trasformando in maniera travolgente. Quindi ripensare a noi, ai commercianti, in questo caso i mercanti veneziani, ma proprio al protocapitalismo, no? Al precapitalismo, chiamiamolo, europeo, che si sviluppa nelle città. Sì, c'è un'attualità che trovo molto interessante nella vicenda di Marco Polo, raffrontata con l'oggi. Allora, c'è questi commerci, questo rifiorire di commerci è dovuto a quella che viene chiamata la Pax Mongola, cioè le aree attraversate da sempre dai commercianti erano in preda a guerre continue, predoni, bande, eccetera. L'impero mongolo impone la Pax Mongola perché intelligentemente capisce che si fa più soldi col commercio che con la guerra. Questa è la grande differenza. Oggi le grandi potenze sulla guerra fanno una doppia speculazione, cioè facciamo soldi vendendo armi e poi faremo soldi nella ricostruzione.
però le ricadute è sulle popolazioni civili che pagano per generazioni. All'epoca invece c'è questa consapevolezza in cui Venezia è maestra di dire il commercio, gli scambi sono quelli che danno la vera ricchezza, no? E quindi Kublai Khan ha la stessa mentalità, impone la pace, e quindi queste vie che pure restano molto problematiche, molto dure da attraversare, difficili, però si aprono al commercio. E attenzione, perché c'è una ricaduta molto significativa a cui si fa poca attenzione. Lungo queste vie non girano solo merci e soldi, ma anche idee, costumi, tradizioni. Non a caso, quando Fabrizio giustamente dice vuole tradurre in Uzbekistan, l'Uzbekistan era lo snodo di scambio tra Samarcanda e Bukhara, tra i commercianti che venivano da ovest e quelli da est. Non è che uno da Pechino andava raramente, direttamente, cioè si incontravano in quelle zone e si scambiavano le merci, però ovviamente dopo stai giorni e giorni, alla sera ti trovi, cominci a chiacchierare, cominci a raccontare le tradizioni, le culture, eccetera. E non a caso quell'area lì è il punto di snodo di grandissimi scambi religiosi, culturali, e questo, cioè gli scambi sono sempre produttivi perché portano oltre a soldi cultura, e Venezia l'ha capito meglio di ogni altro. Sì, ecco. E una delle cose interessanti, proprio sto parlando di un flash del libro di Francesco, è che a un certo punto lui all'inizio spiega che i mongoli, noi erano i cattivi terribili, cioè noi, e in questo è molto bravo, devo dire, riesce a colmare quel buio nel quale noi fissiamo di norma il Medioevo, cioè per la nostra formazione, parlo per la mia, non la vostra, per la mia formazione, alla caduta dell'impero romano, se spegne la luce, la si riaccende attorno al 1400 con Pietro della Francesca, eccetera. No, non è vero che in quei 1000 anni che sia sta buio pesto. Le basiliche ravennate non è buio pesto, non sono buio pesto né San Marco o le basiliche veneziane, c'era in realtà una cultura e un mondo che noi dobbiamo imparare a rileggere. Questa è una cosa, direi, che Francesco Iori ci spinge a fare nelle prime pagine. Infatti lui dà una serie di agganci da approfondire tutti quanti, poi ognuno a seconda del proprio gusto può approfondire. Gli anni di Marco Polo sono gli anni di Giotto che cambia la pittura, e anche qui torniamo al mutamento profondo, ma era un mutamento colorato, cioè non era un mutamento cupo. E qua vi do un esempio per capire anche un episodio capitato a noi e al presidente Zambetti. Una decina di anni fa l'Azerbaigian si affacciava con prepotenza grazie ai soldi del gas e chiedono un incontro qui a Venezia, all'epoca Zambetti era assessore al bilancio, perché vogliono celebrare la settimana della cultura armena e vogliono un teatro a Venezia. Vengo incaricato io di seguire la faccenda e io li porto alla Fenice, cioè, qua, i gay, no, vogliamo quell'altro teatro, il Goldoni e il Malibran. Il Malibran, perché? Perché il Malibran è sulle case dei Polo e quindi per loro era il Malibran il luogo dove celebrare la cultura azera. Cioè, del resto portare la montagna di fuoco, Bakusa è il primo che ci parla e che ci porta dentro la storia. Ecco, pensate alla forza che ha adesso un personaggio come Polo. Oltre alla domanda che ti fa qualche turista ogni tanto dove c'è il museo Marco Polo, e ora te rampeghi sui specie ma tutta Venezia è il museo Marco Polo, cosa vi dice? Però è vero che altrove probabilmente Marco Polo avrebbe meritato uno spazio anche fisico preciso. Sì, allora teniamo presente una cosa, no? Ovviamente la Cina è un impero sterminato. L'altro terminale di questi scambi, Venezia, come realtà non è ancora partita l'espansione in terraferma, come realtà territoriale non arrivava neanche a dove oggi ci sono le ciminiere di Porto Marghera, eppure era già una potenza straordinaria. Perché?
perché univa la capacità economica. E io dedico un capitolo a spiegare come erano organizzati questi commerci, perché la Serenissima non lasciava i commercianti allo sbando, organizzava le mude, che erano i convogli, con tutta una serie di accorgimenti, dava delle protezioni, faceva delle politiche anche sulla tutela del marchio, insomma una cosa modernissima, ma al tempo stesso, come sempre, come tutte le grandi potenze, sono grandi perché investono in cultura. Perché investono pensiamo non a caso alla straordinaria ricchezza di Venezia. Ora vi voglio dare solo un esempio di questo, relativo proprio a Marco Polo. È una cosa che l'amico Alberto Olivi, che ha scritto una splendida prefazione al libro, mette giustamente in luce. Marco Polo non è di quelli, come tutti i suoi contemporanei dell'epoca, proprio per la cultura commerciale che aveva a Venezia, non è uno che gli interessa, non vede l'ora di arrivare, no? Cioè, si prende i suoi tempi, il viaggio dura anni. Ma perché? Perché durante il viaggio si colgono intanto impara appunto 4 lingue, ma poi impara le tradizioni, i costumi, le cose, cioè si arricchisce culturalmente. Quindi per Venezia la parola skei, no? L'arricchimento è sempre la somma di un fatto economico e un fatto culturale. Questo per me è una cosa veramente straordinaria ed è solo grazie a quello che Venezia è destinata per secoli ad avere grandi firme nella musica, nell'architettura, nella pittura, in tutto, no? Cioè, Venezia è grande proprio perché investe in cultura e anche perché non crede nella guerra. Venezia ne ha fatte di guerre, soprattutto col turco, però anche nei momenti più feroci ha sempre tenuto aperti dei canali diplomatici, tant'è che l'ambasciatore di Istanbul era il bailo, l'unico, era il principale e sempre c'erano dei canali aperti per cui nel momento in cui la guerra era al suo massimo già si pensa a come chiuderla, eccetera. Anche Solimano, che aveva come moglie, una delle tanti mogli era una veneziana, cioè scambi culturali. Buon gustaio. Certo, buon gustaio. Allora, questa qua, prima non voglio tediarvi, però per darvi l'idea di cose buffe, a un certo punto Francesco racconta di queste fanciulle che vengono date, diciamo, offerte ai giovani. E nota Marco Polo, lo cita lui nel libro, chissà cosa che avrebbe fatto i veneziani. Non dice cosa che ha fatto lui, pensa ai giovani veneziani cosa farebbero con queste fanciulle. L'ho notato questo particolare, non perché è scabroso o boccacesco, in un'epoca che peraltro era già abbastanza boccacesca di per sé, ma perché 100 anni dopo Pietro Querini descrive, mettetevi nei panni di un veneziano alla guida di altri 10 superstiti che ha fatto 3 mesi in mare salvando la loro vita in maniera alquanto perigliosa, finiscono in quest'isola alle Lofoten, e tra le varie cose che vengono scritte da Pietro è il fatto che qua queste fanciulle che gira nude e va a fare la sauna tranquille, se i mariti e i fratelli e i figli non ne frega niente, e noi le guardavamo passare e ho detto sì. Infatti le inchieste sul DNA dell'isola hanno dimostrato che c'è una percentuale di veneto incredibile, tramandato dai saunisti. Non c'era bisogno del DNA perché loro sono stati un anno e per diverse generazioni che si era dei tosi biondi stranamente. Quindi, Mori. Mori e Bassi. Il sindaco di Rost, non l'attuale ma il precedente, sembrava appunto un siciliano. Quello che voglio dire erano proprio queste annotazioni anche proprio di colore, antropologiche, sono dei primi antropologi quelli che viaggiano, lo stesso sarà Pigafetta quando farà le sue annotazioni, quindi è vero che c'erano questi diari che diventavano le Google Map dell'epoca, in cui davano proprio dei portolani precisi, giorni di distanza da una città all'altra, il deserto da attraversare in un certo modo piuttosto che in un altro, ma erano anche ricchi proprio di queste annotazioni culturali. Prima di passare la parola al professore, che mi fa la chiusura, che così non la prendo di contrabbalzo,
arriviamo al contemporaneo perché Francesco chiude il suo libro, al di là una parte dedicata alla One Belt One Road, alle politiche di espansione cinese con la costruzione della nuova via della seta, chiude invece con un gioco di omaggio notevole, perché il libro è stato scritto l'anno scorso, come diceva, l'omaggio a Italo Calvino nel centenario di Calvino, con quelle bellissime citazioni dei dialoghi immaginati da Calvino su queste città invisibili. Ecco, la modernità di quel dialogo, Marco Polo, Kublai Khan, Italo Calvino. Sì, perché poi tra l'altro Calvino, la gestazione di quel libro è durante un suo viaggio negli Stati Uniti, ma lui era affascinato dal Milione e da Marco Polo, e questo libro, Le città invisibili, è di un fascino. Io ce l'ho sul comodino, l'ho riletto 1000 volte, è fantastico perché è di una attualità gigantesca, colossale, partendo proprio dal passato, perché in questi dialoghi immaginari, che però sicuramente hanno un fondamento di verità, Kublai Khan man mano che Polo gli racconta il suo impero passa da picchi di ottimismo a picchi di depressione, no? Dice che grande cosa ho messo in piedi, e dopo però questo si sta disfacendo. E la chiusura è magistrale, è una lezione per tutti noi per il presente, perché noi stiamo vivendo indubbiamente un periodo pessimo, pieno di cose tragiche, drammatiche, abbiamo orizzonti corti. Allora c'è Kublai Khan che alla fine si sfoga e dice: ma allora siamo destinati a precipitare nell'inferno, cioè l'impero mio si sta dissolvendo. E anche qui c'è una lettura di attualità dei grandi imperi in dissoluzione. E il Polo di Calvino gli risponde: no, la vera norma, la vera via da seguire è cercare in mezzo a quello che è nell'inferno ciò che non è inferno e farlo durare e dargli spazio. Quindi è un invito non ottimistico, tutt'altro, è un invito alla resistenza, a capire i grandi valori, e qui interpreta perfettamente lo spirito di Polo, perché Polo anche nel momento terminale c'è l'imperatore che vuole fare guerra al Giappone, sarà un disastro, e Polo lo ammonisce, no? Quindi c'è questa sapienza che attraversa i secoli, questo buonsenso a cui Calvino dà voce e che riguarda tutti noi oggi. Se siamo tentati di lasciarci andare, no, dobbiamo resistere e dare spazio alle cose positive, che vuol dire, tra parentesi, evitare di leggere i giornali e di guardare la televisione. Lo dico contro il mio, ma insomma devo dirlo. E ecco, quindi è questa lettura che mi ricorda, se posso dire, una meravigliosa frase di Winston Churchill durante la seconda guerra, quando tutta l'Europa è in mano ai nazisti, quando la piccolissima isola inglese è assediata e quasi tutti pensano che cadrà sotto i bombardamenti, sotto l'invasione, e lui fa quel memorabile discorso per radio: combatteremo per le strade, sulle spiagge, nei campi, sulle montagne. We shall never surrender. Noi non ci arrenderemo. Ecco, è il motto che da Marco Polo ad oggi io invito tutti noi a condividere: non arrendiamoci. Ecco, ricordando una cosa, vi prego di resistere altri 5 minuti. No, ricordando una cosa, proprio nell'episodio citato adesso da Francesco di Churchill, la resistenza dell'Inghilterra, Londra durante la battaglia inglese, l'allora direttore della National Gallery, preoccupatissimo di difendere anche il buon gusto inglese, lancia un sondaggio tra gli amici della National Gallery e dice: quale quadro vorreste fosse esposto alla National Gallery per dimostrare che la nostra vita continua? Allora, tutti i dipinti della National Gallery erano stati messi in sicurezza in Galles, e gli inglesi scelgono il Noli Tangere di Tiziano. E durante la battaglia d'Inghilterra, per 2 mesi, iperprotetto ovviamente, ma esposto al pubblico, con le code durante la giornata per andarlo a vedere, c'era il Noli Tangere di Tiziano. Tutto umorismo inglese, sto Noli Tangere durante la battaglia, però dava proprio questo spirito
la resistenza, e mi ricollego a quanto hai detto prima, che non è soltanto una resistenza fisica, economica, ma deve essere anche una resistenza culturale, interiore. La chiamiamo su per provare la nostra resistenza, professore, perché come responsabile delle celebrazioni, figuriamoci se non approfittiamo di un suo saluto conclusivo. Sarò breve visto che la resistenza per l'appunto. Allora, intanto io ringrazio per l'invito e per essere stato chiamato. Non sono il presidente, sono un membro del Comitato Nazionale e coordino le attività scientifiche dell'Università Ca' Foscari, che è il principale partner scientifico del Comitato stesso. Quindi mi toccano 2 parole, cercherò di essere veramente molto breve. Allora, oggi cominciamo a festeggiare e a riflettere, come diceva il presidente Ciambretti, su una persona, su un individuo partito giovane, diventato maturo fuori da Venezia, che ha goduto, direi, di una doppia sorte, verrebbe da dire bizzarra, ma non cattiva. La prima sorte è di essere arrivato in Cina, di esserci arrivato tutto sommato in modo abbastanza casuale per l'epoca, nonostante i fratelli, suo zio e suo padre avessero aperto la via precedentemente, e di esserci arrivato quando, è vero, c'erano degli occidentali che almeno dal 1240 arrivavano volenti, ma in moltissimi casi nolenti, come schiavi catturati durante le campagne tra il 1236 e il 1242. Ricordo di passata che i mongoli arrivarono fino alla costa dalmata nel 1242 e per ragioni che sono molto misteriose, ma che tutto sommato sono molto fortunate per noi, non proseguirono verso occidente, ma rientrarono improvvisamente in Mongolia. Ecco, durante quei 6 anni fecero un sacco di prigionieri, un sacco nel senso proprio saccheggiarono l'Europa orientale. Quindi certamente non è il primo europeo ad essere arrivato in Cina, però, ed è questa la prima sorte fondamentale, è il primo a essere tornato vivo dopo 20 anni a casa sua. Lo dico non tanto perché fosse pericolosissimo, ma perché in quanto amministratore o membro dell'amministrazione mongola, lui tra molti altri stranieri reclutati dall'aristocrazia mongola, non era abitudine dei mongoli lasciare liberi i propri dipendenti perché se ne tornassero a casa. Quindi ci volle un'occasione molto particolare, il trasferimento di una principessa, la scorta di una principessa reale per l'Il Khan di Persia, che permettesse ai veneziani di tornarsene a casa, e del resto il libro dice chiaramente più volte che insomma Kublai non è che proprio avesse tanta voglia di vederli andare via. Quindi andare e tornare è un'esperienza eccezionale, anche da un punto di vista economico, perché i mercanti da soli non arrivavano fino in Cina, perché 3 anni di viaggio significava sostanzialmente immobilizzare un capitale investito che poteva essere catturato da chiunque nel corso della strada. È ben noto a tutti, perché lo racconta il testamento di Matteo nel 1310, che la bellezza di 4.000 bisanti furono pagati dai Polo a Trebisonda alla dogana bizantina, che non li voleva mollare, non voleva lasciarli andare, sebbene avessero le prerogative della diplomazia mongola, e di questi 4.000 bisanti la Repubblica ne rifuse ai Polo soltanto 1.000. Ricordo, per darvi la proporzione in termini di ricchezza di questa operazione, che lo scrigno che Marco il Vecchio lasciò in eredità alla seconda moglie di Niccolò, Fiordalise, la matrigna di Marco Polo, conteneva 2 bisanti. Quindi questo dà la misura delle dimensioni della ricchezza di cui stiamo parlando. La prima fortuna fu andare e fu tornare. La seconda fortuna fu conoscere Rustichello, perché è vero, io faccio il filologo, quindi è inevitabile per me difendere, come dire, le buone ragioni della parola scritta, però parliamoci chiaro: se non ci fosse il libro non ci sarebbe il viaggio e noi non saremmo qui a parlarne, perché fuori del libro ciò che noi sappiamo del viaggio si riduce allo schiavo mongolo Pietro,
che può essere stato acquistato dovunque dal Caspio in poi nel testamento di Marco, e l'elenco di una serie di beni più o meno genericamente orientali, scusatemi, contenuti nella famosa lista Bragadin che avrebbe dovuto dei beni lasciati da Marco Polo nel 1324. Dunque è il libro il cuore del mito, e lì bisogna riconoscere il genio non tanto di Marco ma di Rustichello, dell'autore, di questo compositore di romanzi francesi, che riuscì a pensare una cosa che non c'era, e soprattutto riuscì a pensare un pubblico che non c'era. Perché una cosa su cui chiunque studia il milione è d'accordo è che il milione è indefinibile dal punto di vista del genere letterario. È tutto, in teoria è un'enciclopedia geografica, no? Il titolo lo dice, Devisement du monde significa descrizione del mondo. Però in realtà è quello, è racconto storico, è celebrazione politica, perché non dimentichiamoceli che nel cuore di Marco Polo sta la Cina sino-mongola, considerata come il più grande e il migliore dei poteri sulla terra, imparagonabile per dimensioni e forza, per esempio, all'Occidente. D'accordo? Lui dice tante volte, grazie a Dio i cinesi sono un popolo tranquillo che si fa gli affari suoi, perché se decidesse di attaccare saremmo tutti rovinati. Quindi è questo, è una raccolta di racconti agiografici, di leggende di vario genere e di tutto un po', sotto la forma di un genere giovane, perché siamo nel 98, scusatemi, tanto per essere chiari, la Vita Nuova si data negli stessi anni, tutto il resto della letteratura italiana non c'è, ci sono i romanzi francesi all'altezza del 1294 e c'è la prosa, che è una forma molto particolare e molto elastica. Ecco, l'idea di Rustichello di scrivere il libro in francese, perché quello era il mercato che tirava, del resto Rustichello stava in prigione a Genova e lì aveva costruito un atelier di copisti italiani di romanzi francesi, è stato probabilmente il grande colpo di volano, la grande intuizione, insieme alla costruzione del modello del romanzo, che è tutto tranne che un semplice elenco di merci per i mercanti. Tant'è vero che la leggenda di cui si parlava prima e che è riportata da Ramusio, quella per cui appunto tornano a casa e aprono i tessuti e vengono fuori zaffiri, rubini, palme, bambù e tutto quello che potete immaginare, di fondo è un risarcimento simbolico a un fatto molto più banale, e cioè che tornati a casa i Polo non se li filò praticamente nessuno, né la linea di commercio che loro crearono o l'idea di un commercio con la Cina venne seguita da nessuno, per la semplice ragione che era improponibile economicamente. Quindi noi stiamo in questo momento celebrando un libro e un personaggio che è diventato un mito di se stesso nel giro di pochissimi anni. Non è un caso che l'originale del libro del Devisement non ci siano solo le traduzioni, perché il testo originale alla fine non interessava a nessuno, interessava quello che si poteva leggere nella propria lingua. Così come poi tutto il resto, le leggende successive, quelle che tuttora circolano, l'assenza di un monumento a Marco a Venezia, che è un altro tema interessantissimo di questo dibattito e di cui il Comitato si occuperà con una mostra a fine anno. Ecco, è l'occasione per ricostruire non soltanto il valore di un'esperienza storica, fattuale, azioni, comportamenti e via di seguito, ma anche proprio sul rapporto che c'è sistematico tra parola scritta e la creazione della realtà rispetto alla parola scritta. Per cui temo che la speranza di Francesco Iori, e cioè di fare a meno dei giornalisti, risulti diciamo, alla fine della fiera come dire, un po' illusoria, perché di fondo, ancora una volta, qui stiamo parlando, non dico è la stampa bellezza, ma di qualcosa di molto simile. Grazie. E io ovviamente mi riferisco al presente, il mio è un invito alla prevenzione, ecco, evitate i giornalisti.
Devo aggiungere per correttezza che l'idea del libro non è mia, è dell'editore che è qui presente, Angelo Pastrello di Treviso Editoriale Programma. Io passavo di là, ho avuto la sventura di passare di là nel momento in cui dice guarda che a gennaio è l'anniversario di Marco Polo. Ho detto beh, speriamo che siano stati avvisati i parenti, e lui ha detto no, dice, bisogna fare un libro, e mi guarda, e io ho cercato intorno di scaricare ma non c'era nessun altro, quindi il merito e l'idea è sua. Io vi ringrazio tutti quanti, ringrazio tutti per la pazienza, ringrazio ovviamente Francesco per essere stato con noi. Invito veramente a leggere e rileggere questo prezioso contributo di Francesco Iori e a seguire tutte le iniziative che bisognerà far ruotare attorno a Marco Polo, dimostrando che ancora una volta Venezia, in questo caso Ca' Foscari con la sua dimensione culturale, è una finestra aperta sul mondo. Mi scuso anche per l'ora tarda e possiamo chiudere. Grazie a voi tutti.